Ciao a tutti cari amici, oggi prepariamo insieme un'altra ricetta della tradizione sarda, i spirichitus de bentu, quelli grandi che in mezzo sono vuoti, una pasta jus tipo i bignè. Se invece volete preparare quelli spirichitus prenos, li trovate sempre qui la videoricetta, qui nel mio canale YouTube che ho preparato anticipatamente già forse da qualche anno. Questi si possono fare, vedete, grandi e piccoli. Guardate che belli. Quelli grandi sono tipici della zona di Quarto Sant'Elena, il Campidano di Cagliari. Allora, di questo grande, guardate un po' la bellezza, ecco l'interno, vedete? Ne tagliamo uno anche piccolo. Devono essere vuoti all'interno. Eccolo qui. Vi li avvicino, davvero una meraviglia. Faremo un impasto piccolo, 250 g di farina 00, però con alte proteine, almeno 11 o 12 grammi. Lo trovate scritto dietro nel sacchetto. 250 millilitri di acqua, 100 g di strutto, una bella scorza di limone non grattugiata ma così come l'ho preparata io, e poi 8 uova medie. Per aromatizzare io ho preparato un po' di liquore bianco, in questo caso il maraschino. Voi potete decidere di mettere anche il sambuca oppure semplicemente l'acqua di fior d'arancio. Iniziamo a preparare la pasta jus, una sorta di polentina. Mettiamo l'acqua sulla casserolina, un po' di sale e subito lo strutto. Lo strutto si deve sciogliere completamente. Aggiungiamo anche il limone, che dopo certamente toglieremo, e portiamo ad ebollizione. Eccolo pronto. Mettiamo a questo punto la farina dentro tutto in una volta. Giriamo energicamente, abbassiamo naturalmente il fornello e giriamo in continuazione. Continuiamo a girare con un cucchiaio di legno, questo è l'ideale per fare questo, bene dal fondo. Vedete, tutto l'impasto si sta amalgamando. Quando si staccherà benissimo dalle pareti e sul fondo si forma una patina bianca, l'impasto, la polentina è pronta. Vedete, si sta già formando. Facilissimo da preparare. Ecco, vedete come vi dicevo, la patina bianca in fondo alla padellina. È pronto. La mettiamo a riposare così su un piatto. Intanto io lavo la pentola perché mi piace questa che ha il manico e così mi è comodo per inserire le uova ad uno. Ho aspettato l'impasto che fosse quasi freddo, l'ho rimesso nella padellina e l'ho un po' girata così per darle un po' di fluidità, così vedete, e siamo pronti per mettere già il primo uovo. Eccolo infatti, ad uno, separato uno dall'altro. Quando il primo è ben amalgamato, metteremo il secondo. Vedete, all'inizio l'impasto fa un po' di resistenza, ma non scoraggiatevi. Useremo anche semplicemente un cucchiaio perché va molto bene in questo momento. Eccolo infatti, vedete? Procediamo subito con il secondo uovo. Siamo già al terzo uovo. È tutto come
uguale al primo e al secondo naturalmente. Vedete come l'impasto è già bello, si lascia lavorare. Non vi ho detto che tutto questo lavoro lo potete fare anche nella planetaria, naturalmente a velocità minima, mi raccomando. Aggiungo, se decidete di farlo in planetaria, sempre il sistema uguale, un uovo lontano dall'altro, prima uno e poi l'altro, così come lo stiamo facendo a mano. Questo è il settimo uovo e per me anche l'ultimo perché ho deciso di non metterli tutti e 8, ma bensì 7. Questo perché ho visto che l'impasto è bello, non deve essere troppo molle, ma sostenuto, altrimenti una volta in forno si affluscia, si abbassa. Ecco qui l'impasto, ve lo sto facendo vedere come deve essere, vedete? Non deve essere molto molle, ma neanche molto duro, però sostenuto. Intanto andiamo ad accendere il forno e lo portiamo a 200 gradi e andiamo a formare i spirichitos. Nella teglia ho messo la leccarda qui con carta forno, 2 cucchiai grandi, 2 belle cucchiaiate, una sopra l'altra, così come sto facendo io, per fare quelli grandi proprio di quarto Sant'Elena. Poi li farò anche più piccoli. Vedete, prima una bella cucchiaiata, se li volete grandi, ripeto, una sopra, e li metteremo in forno a 200 gradi per circa 20 minuti, poi a 180 per circa 20 minuti e infine a 160 per altri 10 minuti. Poi li lasceremo in forno semiaperto in modo che si asciughino bene i dolcetti. In cottura devono stare circa 50 minuti. Ognuno però, vi ricordo, deve sperimentare il proprio forno, è importantissimo. Eccoli, dobbiamo vedere anche l'interno, devono risultare vuoti. Andiamo a preparare Zagappa, l'acqua, lo zucchero naturalmente e lo mettiamo nel fornello. Mettiamo anche un po' di liquore se vi piace o l'acqua di fior d'arancio e facciamo girare, facciamo andare fino a quando arrivano le bolle. Uno sciroppo. Prendiamo un termometro da cucina per regolarci perché dobbiamo portare a temperatura di 116 gradi, non più alto, altrimenti lo zucchero si cristallizza un pochino. Andiamo avanti adesso col fornello basso, vedete? Tante bolle, ma non è ancora pronto. Possiamo provare, chi non ha il termometro da cucina, anche col pollice e l'indice, prendere un po' di glassa, tirare, quando tira c'è il filo, vuol dire che è pronto. La glassa è pronta, procediamo con un buon pennello da cucina, resistente alla temperatura alta naturalmente, e cominciamo a mettere la prima passata, perché se ne possono mettere anche due, quando la prima è asciugata completamente. Eccolo, questo è il grande, vedete? È una cosa da fare veloce e stare attenti per non bruciarsi. Meglio mettere il guanto nella mano,
Ci prepariamo anche un altro pentolino con dell'acqua bollente per bagnare sempre ogni tanto il pennello, eccolo. Se la glassa si addensa troppo, mettiamo qualche cucchiaiata di acqua calda dall'altro pentolino e giriamo. Ho fatto un altro impasto piccolo per farli quelli piccolini. Vedete, ci tengo a farvi vedere come deve essere l'impasto. Ecco, formiamo i piccolini con un cucchiaio piccolo, appunto, di misura più ridotta naturalmente, con la stessa procedura. Ci aiutiamo anche con un dito appena bagnato, se è il caso, perché li montiamo meglio. Eccoli, eccoli pronti, sono una meraviglia. Questi naturalmente, essendo più piccoli, cuoceranno anche prima. Comunque sia, devono essere dorati e asciutti. Ecco, mettiamo zagappa anche a questi piccoli, anche loro dobbiamo farli carini e belli. Ripeto, quando è asciugata la prima passata, procediamo alla seconda se vi fa piacere, altrimenti li lasciate così come sono. Cari amici, è arrivato il momento di vedere l'interno dei dolci che abbiamo preparato. Eccolo l'interno, davvero una meraviglia. Ne apriamo uno anche piccolo, lo tagliamo. Troppo bellini questi piccolini. Ma certo, non poteva che essere così, meravigliosi. Cari amici, la ricetta è finita dei Spiriquitos de Bento. Vi invito a prepararli anche voi. Vi invito ancora a seguirmi e a iscrivervi nella mia pagina YouTube, di attivare anche la campanella. E se tutto quello che preparo vi piace, lasciate un cuoricino. Vi aspetto naturalmente alla prossima ricetta. A presto, ciao a tutti!